Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Quella di oggi è una puntata veramente ricchissima. Inizieremo parlando di attualità e andremo a fare un'analisi del mercato immobiliare in questo momento davvero particolare e poi invece ci tufferemo nella storia per andare a scoprire una disciplina che prima o poi affascina un po' tutti, che è l'astrologia. Ma iniziamo subito a dedicarci alle nostre case insieme a Bruno Vettore, amministratore delegato di Tri Real Estate. Buonasera, benvenuto e bentornato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, con lei è sempre un piacere vederci per poter parlare un pochino di quello che succede in quello che è la nostra dimora, il nostro nido, le nostre case. Allora, vediamo subito come stiamo con lei. È sempre tempo di bilanci. Allora, è una crisi che c'è, si fa sentire e sembra non passare rapidamente. Vediamo però se in questo momento ci possono essere dei momenti di luce, magari dei momenti per fare affari di un certo tipo. Una via piccola di uscita si può trovare nonostante la difficoltà? Ma io direi fondamentalmente sì, molto spesso ultimamente in gergo politico si parla di un percorso molto stretto, no? Sembra diventato così una frase comune. Io direi che in un momento di mercato socio-economico, politico molto complicato come questo, perché lo è effettivamente, il numero di compravendite è diminuito molto, non dimentichiamoci però che il numero di compravendite ha portato anche una discesa dei prezzi. Certo. Devo dire che ci sono delle diminuzioni anche nell'ordine del 20-25% rispetto a un paio d'anni fa, ecco. Quindi io direi che in un momento di crisi, di difficoltà, sicuramente il soggetto, la famiglia, la persona che si trova ad acquistare, nella realtà è in un momento positivo, perché si trova una vastissima scelta e a dei prezzi direi fondamentalmente buoni, comunque accettabili. Certo, per cui possiamo dire che per chi riesce questo è il momento per trovare l'affare, ma cerchiamo di capire l'affare di oggi come sta cambiando, nel senso c'è un po' un cambiamento anche dello stile, della tipologia di abitazioni che si va a scegliere, quindi a cercare? Ma direi di sì, perché naturalmente le difficoltà di accesso al credito e le difficoltà di acquisto attenuano le richieste, ecco, naturalmente, quindi direi che gli immobili più richiesti oggi sono gli appartamenti, normalmente di 70, 80, 90 metri quadri, che hanno prezzi accessibili e che successivamente nei prossimi anni potrebbero essere rivendibili. E direi che in questa fascia c'è moltissima offerta, per questo che dico che chi si trova ad acquistare oggi nella realtà è in una posizione di assoluto privilegio, perché trova una vastissima offerta, spesso anche qualitativamente interessante, vuol dire immobili in classe A, con le certificazioni del caso, collocati in posizioni interessanti, a dei prezzi che stanno effettivamente diventando molto accessibili ed interessanti. Ecco, proprio queste persone che stanno guardando per acquistare casa, c'è qualche consiglio specifico da dare? Abbiamo già sentito magari scegliere degli immobili che abbiano già una classe energetica a norma, qualche altro piccolo dettaglio per non poi essere illusi che sia un affare che poi invece si capisce non essere? Sì, la sua è una considerazione molto giusta, perché spesso attratti dal prezzo o solo dal prezzo magari si fanno degli errori. Io direi questo, che in primo luogo oggi, visto che c'è una vastissima scelta, dobbiamo premiare la qualità, quindi, e visto che ci sono molti immobili nuovi sul mercato di nuova costruzione o recentemente ristrutturati, la prima scelta naturalmente va su questi immobili. Bisogna stare molto attenti alle certificazioni energetiche, poiché costituiscono un elemento qualitativo importante in chiave di risparmio, ma in chiave anche di successiva rivendibilità. Non dobbiamo dimenticarci che un investimento immobiliare è un investimento valido, interessante, se si valuta sempre il tasso di rivendibilità futura, perché le esigenze possono cambiare, ci si può trovare nelle necessità di vendere l'immobile, quindi dobbiamo sempre concentrarci su immobili che siano per esempio serviti da mezzi pubblici, che siano vicini alle scuole, che siano in centri sufficientemente urbanizzati, quindi di interesse complessivo, che non abbiano tagli né troppo grandi né troppo piccoli, perché questo potrebbe limitare poi la possibilità di vendita successiva. Ecco, adesso ci occupiamo proprio di questo, invece della possibilità di vendita. Allora, chi in questo momento ha una casa in vendita si vede a dover rivalutare veramente magari i prezzi, ma in questo caso è il caso di seguire il suo primo consiglio, nel senso magari investire un po' in una casa da vendere per rimettere a norma e per quindi avere poi un panorama di acquirenti più vasto. C'è qualcosa che si deve fare anche qui, qualche consiglio per chi in questo momento ha bisogno di mettere in vendita ma ha anche un po' paura?
Sì, direi che qui dobbiamo dividere il discorso in due parti. Esistono dei soggetti che devono vendere per riacquistare e qui il tema vero è quello di individuare il prezzo di vendita. I venditori spesso desiderano realizzare cifre che ormai il mercato non permette più di realizzare. Però devo dire che spesso si tratta di un falso problema, poiché non dobbiamo temere di vendere a sconto, perché in questo momento, nel momento in cui un soggetto vende a sconto, compra anche a sconto. Spesso, non capendo questo concetto molto semplice, rimangono molti immobili invenduti, perché il venditore desidera realizzare una certa cifra, non si smuove, non si schioda, scusate questo termine, e non capisce che scontando l'immobile di un 10, 20, 25%, e quindi realizzando una cifra anche inferiore, nella realtà lui non ne ha un danno, perché andando a riacquistare chiaramente può fare lo stesso tipo di negoziazione e strappare lo stesso sconto. Certo, il periodo è sempre lo stesso, per cui si troverà dall'altra parte Evidentemente, no? la stessa cosa. E questa banale considerazione spesso tiene fermo il mercato, perché se il mercato procedesse in senso più veloce, se i venditori si rendessero conto che le loro richieste sono talvolta eccessive, venderebbero in tempi rapidi e magari coloro che hanno l'immobile ancora in vendita non solo avrebbero venduto, ma avrebbero già riacquistato un altro immobile. Certamente, ecco, adesso vorrei con lei esplorare negli ultimi minuti un terzo settore, che è quello della locazione, perché mi viene proprio da chiederle se magari è quello che sta soffrendo meno in questo momento, c'è paura di vendere, c'è timore anche magari nell'acquisto, perché comunque non si vogliono mobilitare molti soldi. Allora la locazione può essere una possibilità che può essere in crescita in questo momento. E le faccio già anche un'altra domanda, così poi mi risponde direttamente a tutto. C'è una nuova tipologia di persone che vanno ad affittare le case, per esempio gruppi di studenti, gruppi di anziani che si mettono insieme per unire le forze? Sì, anche diciamo, relativamente al tema delle locazioni forse serve fare qualche considerazione, nel senso che io non credo, perché in Italia non è così, che l'investimento immobiliare sia premiato poi dalla rendita locativa, no? Perché la locazione dà un rendimento del 3, 4, nel migliore dei casi 5% lordo. Quindi l'investimento immobiliare, a mio modo di vedere, va solo visto in ottica di rivalutazione nel tempo. E completando la risposta che dicevo prima, una persona che si trova ad acquistare oggi lo può certamente fare approfittando di occasioni in termini di prezzo molto buone e deve avere poi la pazienza di aspettare il tempo necessario alla rivalutazione. Qualcuno mi chiede, ma il tempo significa? Beh, nel settore immobiliare i tempi vanno dai 5 ai 10 anni, ecco, non parliamo di settimane o di mesi. Quindi sicuramente però siamo certi che la storia ce lo dice, l'esperienza ce lo dice, nel tempo una rivalutazione importante dell'immobile c'è sempre. Per quanto riguarda la locazione invece reale, la locazione oggi avviene prevalentemente per necessità, cioè le giovani coppie che prima avevano la possibilità di accedere a un mutuo anche del 100% del valore dell'immobile, una percentuale molto alta, con dei tassi di interesse molto bassi, oggi questa possibilità non ce l'hanno più, perché le banche hanno stretto le maglie nell'ambito dell'analisi creditizia e quindi insomma è più difficile ottenere mutui. Quindi il mercato delle locazioni è un mercato fiorente in questo momento, soprattutto per la necessità di chi deve cercare casa e di chi non può acquistarle, quindi si accontenta di prenderla in locazione. Allora, dottor Vittore, guardi, io sono costretta ad interrompere perché il tempo corre veramente, però la rinvito assolutamente, così continuiamo a commentare quello che sta succedendo per le nostre case. Grazie infinite, grazie anche a voi, c'è un pochino di pubblicità, però restate qua perché parliamo di una disciplina molto, molto, molto affascinante, l'astrologia, tra poco.